Audio Jungle. È la partita che vale una stagione per l'Antenore Sport Padova. Buonasera a tutti e benvenuti al Palagozzano, penultima giornata di Serie D nel calcio a 5 padovano. L'Antenore Sport Padova ospita la Polisportiva San Precario, sognando al suo primo anno di vita la promozione in Serie C2. Partiti in questo momento con il San Precario in possesso della sfera. Quindi San Precario però sbaglia, il pallone per Cinquino, può andare al tiro, una finta, poi il destro e c'è la rete subito del vantaggio dell'Antenore Sport Padova. Al 6° minuto di gioco ha segnato Cinquino e quindi Antenore subito in vantaggio, la sblocca lui. Cinquino che poi prova ancora a partire in dribbling e guadagna ancora gli applausi convinti del pubblico. Rodriguez, c'è Secchieri vicino a lui, il servizio però per Cinquino, adesso Secchieri che sfiora soltanto il palo, c'è largo e riceve Giordano, poi Cinquino, bello questo scambio, Giordano, Rodriguez è solo, non tira, cerca ancora il compagno, un po' leziosa l'azione dell'Antenore che si conclude con un palo. Rodriguez adesso ha spazio, allarga bene il gioco per il cross e la rete, ha segnato ancora l'Antenore con Secchieri, bella questa azione, Cinquino in mezzo per Secchieri e all'11° minuto trova il 2-0 l'Antenore Sport Padova che ha preso il posto proprio di Rodriguez. Attenzione a questa leggerezza difensiva che poteva costare cara, riesce però a salvarsi l'Antenore, ma ancora il San Precario con questo bel tiro, bella parata di Paladino in 3 su di lui e lo fermano. Rodriguez può andare da solo, Rodriguez con la suola, ancora lui si ferma, cerca di scartare anche il portiere, trova un compagno in mezzo e c'è il gol, la rete del 3-0 dell'Antenore Sport Padova, ha segnato, se non andiamo ancora errati, la doppietta per Cinquino e quindi al 27° minuto 3-0 di Cinquino. Cerca e trova Serafini che prova a girarsi con il destro, la palla termina fuori, bello comunque il gesto tecnico. Primo tempo in vantaggio per 3-0, una partita comunque dominata dai giocatori in maglia blu. Qua c'è anche un nuovo entrato che è Dainese che ci ha provato con il destro. Dovesse vincere il 300 anche in caso di un successo dell'Antenore Sport Padova non si potrebbe festeggiare oggi la matematica promozione in Serie C2, mentre qua arriva il gol della Polisportiva San Precario che segna il 3-1 al 3° minuto con Serafini. 3-1, quindi riesce a soffiare il pallone qua Crepaldi molto bene, si allarga, prova a metterla in mezzo per Cinquino e calcio di rigore. L'arbitro ha punito con la massima punizione il contatto di Russo su Cinquino. Dal dischetto andrà Simone Papi quando siamo giunti ormai al 14° minuto. Papi può iscriversi anche lui al tabellino dei marcatori, parte Papi e c'è la parata del portiere, si resta quindi sul 3-1. C'è Cinquino sul pallone, si fa vedere Rodriguez, il pallone è per Giordano, ottimo questo colpo di tacco, bellissima azione che si conclude con il tiro respinto da parte di Scarpulla. Ancora però Antenore, il palo colpito da Secchieri, qua sfortunata. Il lancio lungo a cercare Crepaldi, lo stop è preciso, può andare all'1 contro 1, chiama però un compagno, un po' lunga le squadre, adesso Crepaldi si gira, parata dal portiere. Una cifra incredibile, Rodriguez, Secchieri, Rodriguez è solo, il tiro, parata ancora. Promozione in casa davanti a questo meraviglioso pubblico del Palagozzano, Crepaldi ancora il destro, fermato, Secchieri traversa, incredibile con Serafini, ma finisce qui. L'Antenore Sport Padova ha battuto 3-1 il San Precario, continua la sua marcia imperiosa in testa alla classifica, adesso aspetta solo il risultato finale di Trecenta e Leonicena per capire se potrà festeggiare già questa sera
Ed è arrivata anche l'ufficialità e l'Unicena ha battuto il 300 e quindi l'Antenore Sport Padova festeggia la promozione in Serie C2 al primo anno della sua storia e scatta subito la grande festa alla Palla Gozzano per questa promozione meritatissima per i ragazzi di Rodriguez. È stata una stagione straordinaria e adesso possono scattare i festeggiamenti. L'Antenore Sport Padova è promosso matematicamente in Serie C2.